Io credo che sia necessario avere le carte in mano per poter prima dire le cose e poter dare dei giudizi. Sono delle leggi e delle norme che in questo momento devono essere rispettate. Il certificato ISEE richiede anche questi documenti. All'indomani delle polemiche sulla questione dei buoni libro per le famiglie straniere, interviene il ministro della Pubblica Istruzione a Venezia per firmare col governatore Zaia l'intesa sull'insegnamento della cultura veneta nelle scuole. C'è una norma e va rispettata, evidenzia, e non credo proprio ci sarà qualcuno limitato nel suo diritto allo studio. Stiamo parlando di un decreto del Presidente Ciampi del 99 su proposta del governo D'Alema. Penso che sia ragionevole questo decreto che dice se dai soldi pubblici a qualcuno si cerchi di verificare fino in fondo che questo qualcuno non sia un ricco. Allora ci sono dei problemi nella verifica, lasciamo i tempi dovuti, ma insomma la seconda comunità in Veneto è quella marocchina, non mi si dica che dal Marocco non si possono avere informazioni. Abbiamo addirittura il consolato marocchino a Verona. Nessuna discriminazione, ribadisce Donazzan. E voglio rispettare la legge, che è sulla legalità che faccio l'integrazione e che se c'è un modello di integrazione che può dare scuola è proprio quella del Veneto, dove noi abbiamo il 20% di ragazzi stranieri all'interno della popolazione studentesca, dove abbiamo un livello di integrazione altissimo, dove facciamo di tutto perché questa integrazione permetta a questi giovani di acquisire il medesimo livello degli altri. Quando si derogano le norme, quando si lascia intendere che ci sono cittadini di serie A e di serie B, come dice la CGIL, il cittadino di serie B è l'italiano. Ma la proroga chiesta dal PD in Consiglio regionale ci sarà? Si trovano sempre le soluzioni. Quando tu non hai un atteggiamento di accanimento nei confronti di un cittadino, le trovi le soluzioni. Certo è che non si dica che i cittadini veneti, i cittadini italiani sono obbligati a presentare certificazioni sul loro stato patrimoniale e uno straniero, a prescindere, non deve presentare nulla. A me sembra logica questa partita, no? Visto che però a loro ci vorrà un po' più tempo per ottenere, nel frattempo rischiano di rimanere fuori, di rimanere senza libri, senza godere di questo bonus. Guardi, qui in Veneto queste cose non sono mai accadute e mai accadranno. Lo abbiamo dimostrato con i fatti in tutti questi anni, però le dichiarazioni le vogliamo.